Lo sport agrigentino è in festa per i due splendidi risultati ottenuti dai tiratori della sezione di Agrigento ai campionati italiani di tiro a segno di Bologna, appena conclusi. Si tratta di Angelo Mauro e Fatima Zappalà, rispettivamente medaglia di bronzo nella specialità pistola grosso calibro e medaglia d'argento nella pistola ad aria compressa. È stato un prestigioso traguardo, una bellissima medaglia per me e un'altra per lei. Ci siamo arrivati dopo una fase di qualificazione molto impegnativa. Io ho dovuto gareggiare oltre che in Sicilia anche in altre 3 regioni d'Italia. Per lei invece è stato sufficiente l'attività federale siciliana per potersi qualificare. Sono arrivato ai campionati italiani di Bologna con la prospettiva di poter salire sul podio e fortunatamente ci sono salito, perché un pizzico di fortuna alla fine ci accompagna sempre. È stato un ottimo terzo posto, ma l'obiettivo finale dei campionati italiani non è tanto vincere il metallo più prezioso, ma vincere la medaglia. Fatima Zappalà, allora, cosa si prova nel raggiungere questo traguardo? Ho riscoperto nuove e vecchie emozioni. In passato avevo vinto diverse medaglie, però questa avventura adesso l'ho vissuta in maniera diversa, perché adesso avevo mia figlia, mio marito accanto, è stata tutta una situazione nuova, divertente e non me l'aspettavo. Il tiro a segno nazionale, che sport è? Beh, è uno sport basato sicuramente sulla concentrazione, è un elemento essenziale per raggiungere degli obiettivi ambiziosi. Naturalmente allo sport specifico del tiro, al gesto tecnico che noi mettiamo in campo per poter arrivare a questo scopo, bisogna sempre abbinare una buona preparazione atletica per poter completare bene la forma e, appunto, come dicevo prima, raggiungere degli obiettivi ambiziosi. Fatima Zappalà, come è arrivata lei alla decisione di praticare questo sport, il tiro a segno nazionale? Ho ripreso dopo tantissimi anni, costretta quasi da mio marito e dal mio allenatore, ho ripreso con divertimento e gusto, perché in passato era diventato un po' pesante come sport. In passato avevo praticato già il tiro a segno con ottimi risultati e adesso nel riprendere dopo tantissimi anni mi sono ritrovata di nuovo quella linfa vitale, quella voglia di fare. Chi vuole avvicinarsi al tiro a segno nazionale, ecco, diamo un consiglio magari a chi vuole un'informazione, cosa deve fare e a chi si deve rivolgere. Semplicissimo, devono chiamare il tiro a segno e iscriversi. Il tiro a segno non è altro che una federazione sportiva, oltre a svolgere una figura pubblica. Serve semplicemente per tutti coloro che non possiedono il porto d'armi un certificato medico, 2 foto semplicissime, la quota associativa che è una quota federale, dopodiché possono tranquillamente cominciare la nostra attività seguita dai nostri istruttori. Prossimo traguardo velocissimo? Campionati europei? Speriamo. Speriamo.